Parte dai donatori di Avis e Admo la richiesta di maggiore attenzione alla salute nei luoghi di lavoro strettamente collegata in questo periodo al Covid. Ha avuto avvio da un questionario diffuso tra 325 donatori tra i 35 e i 60 anni il progetto Io Valgo 3.0, che ha come obiettivo arrivare a stilare, con il contributo di imprese, sindacati, amministrazioni pubbliche, mondo accademico e sanitario, un protocollo per incentivare le buone pratiche che possano ridurre i rischi percepiti dai lavoratori. 4 i tavoli di confronto nelle varie province, il primo dei quali partirà il 27 gennaio. Il contributo le aziende già lo stanno dando, però la percezione dei rischi è talmente alta, come si può naturalmente comprendere, che bisogna fare di più. È quello che viene chiesto a gran voce un po' da tutti i donatori e che individuano appunto, soprattutto in una opera di sensibilizzazione, l'azione che è più importante portare avanti. Superficialità, negligenza rispetto alle regole e alle normative sono il fattore di maggiore rischio per il 35% degli intervistati, per il 32% i luoghi di lavoro inadeguati, per un altro 27% le persone non vaccinate. Risposte frutto della maggiore sensibilità al tema salute che ha necessariamente un donatore. Importante è lo stile di vita, per cui la tutela dello stile di vita per poter essere pronti al dono, sia di sangue che di midollo, per ovviamente esercitare quella cittadinanza attiva nei confronti dei più deboli. Ma dall'altra parte ci sono molte persone che stanno seguendo delle cure oncologiche che devono essere assolutamente rispettati e devono essere attenzionati rispetto ai colleghi. Per essere donatori dobbiamo avere una sensibilità un po' diversa rispetto a uno che non lo è. Dobbiamo avere uno stato di salute molto importante, molto serio. Consideriamo quello che sta capitando anche con le morti che stanno capitando adesso nell'ambiente di lavoro. Per noi è importante sensibilizzare, noi doniamo vita, doniamo questo e questo vogliamo che continui ad essere il nostro obiettivo principale.